Dopo 30 anni di servizio per la mia azienda, questo è quello che ricevo in cambio. E mandano pure un idiota come lei qui per venire a dirmi che da adesso non ho più un lavoro. È a lei che dovrebbero dire che non ha più un lavoro. Ci vuole una bella faccia tosta a venire qui a licenziare la migliore venditrice. E domani lei torna a casa con le tasche gonfie, piene di soldi. E io torno a casa senza busta paga. Vaffanculo. E io sono, che dire, sono senza parole. È un fulmine a ciel sereno per me. Come faccio da uomo a tornare a casa da mia moglie e spiegarle che ho perso il lavoro? A livello di stress, ho sentito dire che perdere il lavoro è come una morte in famiglia. Ma in verità mi sento come se la famiglia fossero le persone con cui lavoravo e io sono il morto. Non posso permettermi di stare senza lavoro. Ho un mutuo sulla casa, ho dei figli. Non so come riesca a convivere con se stesso, ma sono certo che troverà un modo mentre tutti noi soffriamo.